quel che fu. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! È una buona giornata da Barletti a Veste e Lellurus. Buona giornata, buon caldo. Oggi siamo a 35 gradi, siamo al 2 agosto. Siamo in via Trani, siamo andati a trovare il nostro grande amico BB, mercatore dell'usato, per chiedergli se ci può aiutare per quanto riguarda il 24 maggio, 24 agosto, 24 agosto, che ci sarà la grande serata del Barletti a Veste. Buongiorno Francesco Lanotte, buongiorno Michele di Bari, buongiorno, face caldo, lo so che fa caldo Michele, però invece di dire face caldo, dici face freddo, vedete che vi rinfresca il cuore. Siamo in via Trani, ripeto, siamo qua stiamo trovando degli amici sponsor che ci aiutano per fare questa bellissima serata. Biomar, impianti di reazione acqua che mamma mia, che bello, fa sorpassi a non finire. Ciao Mario, ciao Raffaella, ciao a tutti ragazzi, ciao, saluto a Vicky, saluto a Lelolila. E allora, mi sono mancato un po', Dai, fra un po' si ritorna tutto alla normalità, faremo delle belle dirette, questa nuova stagione da settembre partiranno tante bellissime iniziative, ragazzi. Ci divertiremo, già stiamo lavorando per il falò dell'8 dicembre, del 7 dicembre, con tante belle cose. Michi, stiamo bene benino. Sì, ormai la parola yaccambè, perché la parola stare bene è una parola molto grossa oggi come oggi. Allora, sono 35 gradi, cari amici, 35 gradi. Un saluto a tutti gli anziani con la speranza di stare nei luoghi un po' meno caldi. Io vi auguro il massimo del massimo, ragazzi, il massimo del massimo. Io voglio che questi anziani non soffrono tanto, perché gli anziani quando c'è questo caldo ne soffrono tantissimo. E un saluto soprattutto a chi li accudisce. Ragazzi, non mollate mai, fatelo perché è qualcosa. Oh, Don Bruno, buongiorno, ciao Don Bruno, da quanto tempo, è un piacere leggerti, Don Bruno. Ecco qua, vedete, siamo nei pressi dell'Animi, della litorania di Levante, vedete, vi voglio far vedere qualcosa, come la gente già è riversata tutta sul mare, perché giustamente ha bisogno di qualche fresco, di rinfrescarsi subito. Peccato che vi faccio vedere solo le macchine. Ciao Enzo, ciao Nina della Bat. Ecco, già ora possiamo far vedere il mare, vedete?
cari amici di Barletta Est, vi voglio ricordare che il 24, eccoli qua, vedete che bel sole, che bel mare, vedete, stupendo, vedete loro come si godono la vita, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Domani ci sarà il primo consiglio comunale, finalmente, vedremo di che morte moriremo, ecco la nostra litoranea, cari amici. Ah, che bello, Don Bruno, poi ci vediamo perché voglio abbracciarti, voglio conoscerti, Don Bruno. Un saluto a Anna, un saluto sempre a Ninè della BAT. Comunque abbiamo il 24, abbiamo una seratona perché ci teniamo tantissimo a far sì che riesca questa bellissima serata di tutto, tra cabaret, musica, alla nostra portata di chilometro zero, perché noi facciamo esibire gli artisti a chilometro zero, che sarebbero tutta gente di Barletta, e diamo questo palcoscenico a tutte queste persone che si vogliono esibire, e soprattutto gratuitamente, perché noi siamo un'associazione a costo zero, cioè noi siamo senza scopo di lucro. Purtroppo ci sono delle spese da sopportare, va bene, dai, è lui il numero uno. Ciao Anna, buongiorno. Oh, sono le 11:11, le 11:11. Inizieremo di preciso alle 9 meno un quarto, perché il programma è ricco, non vi stiamo a dire che cosa succederà, perché veramente abbiamo avuto delle persone che amano Barletta come amiamo noi, che ci delizieranno con... Ciao Antonio! Ci delizieranno con una grande... Vabbè, non voglio dirvi niente ragazzi, perché poi vi diremo in seguito, perché vogliamo essere sicuri di chi ci dà la possibilità che vengono, chi ci dà la conferma che vengono il 24, perché siamo già a buon punto, ma a buonissimo punto, non a buon punto, a buon punto. Ecco, e saremo tutti sotto alle stelle. Stelle noi, soli nella notte noi ci incontriamo, come due stelle noi, silenziosamente. Grazie Filomena, grazie Orsetto, ciao Orsetto. Non c'è tempo di fermare questa cosa senza fine che ci sta portando via, e il vento spegnerà. Ieri abbiamo avuto una piccola discussione si parlava di Barletta, che il buon Domenico diceva queste testuali parole, diceva: Barletta è una bellissima donna, solo che questa donna c'ha i baffi, c'ha i peli, che vuole essere rifatta, cioè ricostruita, diciamo. Il buon Domenico secondo me ha anche ragione. Però io insistevo a dire che noi siamo una delle città più belle d'Italia, non della Puglia, perché è vero che abbiamo da lavorare tantissimo, però cari amici, noi non ci manca niente, sia d'inverno che d'estate. Abbiamo questo mostruoso castello, grandissimo castello. Poi voglio fare i complimenti al sindaco Mino Cannito e chi ha deciso di fare questa bellissima, stupenda, anche perché, diciamolo pure, è una cosa normale, normalissima. Vedete, questa zona era veramente scandalosa, così vista così è qualcosa di stupendo, cioè è una cosa bellissima. Ciao Bartolomeo,
da Santorini. Ciao, ciao. Ciao Bartolo, vedete? Una bellissima cosa, vedete? Una stupenda. Questa qua è un'area che fatta bene, vedete? Cioè, è una bellissima area da picnic, mettendo qualche cosa di panchine, cioè, è una cosa bellissima. E poi sistemarla ancora con l'immondizia che c'è stata, che hanno buttato per anni e qui non è stata mai pulita come è stata pulita adesso, mai, da quando sono piccolo. Vedete che bello, il mare a pochi metri, però c'è sempre chi butta l'immondizia, c'è sempre chi, vedete, una cosa stupenda, veramente bella, veramente bella. Ciao Palmas. Lo so, per voi che state fuori, farvi vedere la nostra città è sempre un piacere, sempre una corda, delle corde che abbiamo nel nostro corpo. Noi smuoviamo le corde dell'amore, del cuore barlettano, lo so. Lo so, hai ragione Filomena, dice Filomena, mancano le aree per i camper. Ecco perché diceva Domenico che abbiamo una bella donna, una bellissima donna che è Barletta, con molte cose che non vanno, che possono essere sistemate con una ripulita, una rifacciata. E poi c'è sempre il disgraziato maledetto che butta sempre vicino dove stanno le campane di vetro, sempre l'immondizia. Ciao! Vedete? Abbiamo tutto a Barletta, mare. Questo è un buongiorno inaspettato, e anche perché sono le 11 e quasi 20, non è un buongiorno, è un ritrovarsi. Ciao Antonio, buongiorno! Buongiorno, c'è anche Peppe di Bari, abbiamo trovato che è venuto a comprare un po' di pesce. Queste buche non vanno bene. Ragazzi, voglio chiudere mi fermo proprio vicino dove c'è Peppe, che hanno pescato i pesci. Vi faccio vedere che cosa hanno pescato e vi saluto. Che questi qua lavorano ancora con la rete, veri pescatori. Faccio vedere, aspettate. Stiamo facendo la contrattazione, amici. Buongiorno. Stiamo facendo la contrattazione. Ecco, le griglie dell'amore. Prima si mangiano e poi si fa l'amore. Ecco. Disgraziato maledetto. Vedete, ancora con le reti. Vedi, stanno lavorando. Fa vedere. Giovanni, saluta gli amici Barletta a Vesta. Barletta a Vesta. Bravo. Da Trani, la Barletta anche a a Vesta. Trani, ma che lo metto per Facebook. No, stiamo in diretta. Stiamo in diretta. Gli amici di Trani. A Barletta a Vesta. Ma sì? Andiamo, dai. E calmate qualche cosa. Non ti preoccupare Gigi. Scusa, mi fai vedere un po' di pesce, per favore? Dipende che pesce, ma Qualsiasi pesce, perché me lo fai vedere. falli vedere il capitone pure. Giovanni, qualche cosa. Questa la devo mangiare io. Va bene, ok. E a me un pesce, niente. Se vieni domani mattina, sì. Ehi, ci vediamo domani mattina. Domani mattina vieni alla capilla, chiamiamo il capitone. Tutta la maggetto. Mangi, ma devo passare.
signor Raffaele Di Pietro. Vieni sempre a trovare gli amici tu, eh? Sì, sempre, sempre. Noi siamo buongiorno, buongiorno, buongiorno. A te piace molto il pesce fresco? Veniamo a acquistare il pesce, abbiamo questa fortuna noi di Barletta di prendere direttamente il pesce direttamente dal produttore e noi al consumatore. Bravissimo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Raffaele Di Pietro. Dove devi andare, amore? Verso il Brigantino a fare il bagno. Ah, Noi andiamo al mare. e il pesce l'hai comprato? E il pesce l'ho comprato, sta già portato a casa, prima si prende e poi si paga. Prima lo mangi tu e poi Prima lo lo paghi. mangio, se Buongiorno! fa abbastanza caldo Raffaele Di Pietro? Fa molto caldo. Fa molto. Siamo a 35 gradi. Fa niente, 33, dica 33. mica 33. Ciao! Allora Raffaele Di Pietro, che cosa mi dici? Fatto è un bel po' che sto facendo la diretta. Questa musica Stiamo aiutando chi fa veramente caldo, chi ha veramente caldo, di dirgli dei consigli, dare dei consigli, Bere molta acqua, bere molta acqua e Non di usci- stare nei luoghi freschi, non uscire nelle specialmente gli anziani, specialmente gli calde. anziani. non uscire nelle ore calde, molto calde, perché soprattutto gli anziani mangiare Ciao. frutta. E dicevo, caro Peppe, visto che ci sei, Mi dica. vedi questa bellissima aria ripulita, è tutto un altro. Allora, se mi permetti, Lello, in questi giorni stiamo taggando parecchio il nostro caro sindaco Mino Cannito sulle cose che non vanno. Ieri lo staff di Barletta Vesta ha fatto quel servizio su quell'area dismessa del benzinaio. Abbiamo visto che comunque c'è anche abbastanza sporcizia. E come dicevi tu, quella è un'area che si può recuperare. Bravo, come hai detto prima. Come questa qua, una bell'area dove viene recuperata dall'incuria del cittadino. Bravissimo. È molto bella, anche quell'area, quel parco, ieri l'abbiamo nominata la Bella e la Bestia, perché la bella è quella bella litorale che abbiamo, la bestia sono gli incivili che continuano a insultare. Io mi sento insultato da quella gente, continuano a insultare e a sporcare la città. Oggi volevo ricordare, prima che dimenticavo, oggi è un mese della scomparsa del nostro grande amico Francesco, il Negretto, un Negretto. Ci sarà una messa alle 19 ai Cappuccini. Sì, infatti. Per chi... Lì c'è la festa parrocchiale oggi, di Santa Maria degli Angeli. Sì, sì. Sì, oggi è il 2, sì, il 2 oggi è la festa. Eh sì, oggi è Santa Maria degli Angeli. Oh, auguri a chi si chiama Mariangela, scusa. Oggi ieri era San Savino San e non Savino. abbiamo fatto gli auguri. Ai, è vero, allora recuperiamo i Savino di ieri. Auguri ai Savino, auguri a chi ha festeggiato. E tutti gli amici di Canosa, che molti amici di Canosa che ci seguono, perché Sì, ieri è la sì. festa patronale, oggi è Lo ancora so. la festa patronale a Canosa. Auguri a tutti gli amici di Canosa e auguri alle donne che portano il nome di Mariangela, Lello, il bel nome di Mariangela. Che bello che te ne vai al mare, io E te devo venire. un mese di tempo non conosco. Io ti aspetto. Devo andare a trovare gli sponsor, che il 24 è arrivato. Il 24 agosto, per favore, sponsor, volete chiamare Raffaele Di Pietro, detto Lello Rossi, che domani se ne viene al mare con me. Fateci voi una donazione. Fategli un regalo, sponsor, e facetelo venire a me. Ecco. Che favore, fermati qua, grazie. E con questo vi auguriamo una buonissima e un'ottima giornata, un buon giovedì 2 agosto. 2 agosto. Oggi ricordiamo la battaglia di Canne. Oh. Bravo. Oggi è una giornata importante per Barletta, la battaglia di Canne, Lello. Mamma mia. Attenzione, attenzione. Beh, con questo, Barlì. dopo Canne, Dopo Canne, Bencano. Barletta, Canne e Canosa. auguri a tutti, festeggiate qualsiasi ricorrenza che avete da festeggiare. Da Lello il Rosso e Peppe di Bari Barletta. e Aves, tu pesci e frisci. Ciao, buona giornata a tutti ragazzi. Aspetta, non fanno così. Un saluto da Milano, ciao Lello. Barletta e Aves. Proprio si guaina, Ciao. ma veramente, Capita Bonucci, Bonucci per me è un grande. sì. Vinceremo la Champions, credo. credo. Ciao. Credo.